Buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, venerdì 13 giugno, una giornata importante con due grandi eventi che interessano il Veneto e due province in particolare, la provincia di Treviso e la provincia di Padova. Parliamo della festa di Sant'Antonio, oggi è Sant'Antonio e quindi pellegrini da tutto il mondo a Padova per una giornata ricca di emozioni e di preghiera e poi inizia di fatto dal pomeriggio sera la adunata triveneta, il raduno triveneto degli alpini di Conegliano, la triveneta del centenario, con attesi in questi 3 giorni che seguiremo ovviamente molto bene 100.000 persone, quindi racconteremo anche già in questa prima edizione le emozioni di questi due grandi eventi che riguardano il nostro territorio. E poi vi ricordo è venerdì e quindi all'1 l'appuntamento con Ecovisioni e torneremo a parlare di transizione ecologica, o meglio di come la Costituzione modificata può cambiare il nostro futuro. Ci collegheremo a Roma con Andrea Ferrazzi e Giuseppe Argirò, che è vicepresidente di Elettricità Futura. Tante le cose da raccontare, ovviamente partendo come sempre dalla cronaca. La cronaca ci porta a Jesolo, dove sono vissuti momenti davvero di terrore nella tarda serata per esplosioni e poi fiamme che hanno devastato una trattoria enoteca in via Levantina, quando ancora nel locale c'erano clienti e ovviamente i dipendenti, una decina i feriti, un'evacuazione. Davvero momenti difficili a Jesolo, il super lavoro dei vigili del fuoco e anche il momento non solo della conta dei danni ma anche delle indagini. Non si esclude peraltro la pista dolosa. Partiamo da qui con Daniela Sizia. Sono da poco passate le 23 quando una prima esplosione viene seguita da altre deflagrazioni, poi le fiamme e le urla dei turisti ancora all'interno del locale assieme ai dipendenti. Sono momenti di terrore, il fuoco alto, il fumo nero, dalla trattoria Beastoria in via Levantina in un attimo una serata tranquilla si trasforma in un incubo. La gente fugge e cerca riparo. Una decina sono i feriti portati in ospedale per essere medicati, alcuni con ustioni, altri per intossicazione. La maggior parte sono lavoratori stagionali occupati in questi mesi a Jesolo. Sono riusciti a salvarsi rifugiandosi sul terrazzo al primo piano. Sono stati i vigili del fuoco arrivati in forze sul posto ad evacuare i feriti e consegnarli agli operatori del SUEM 118. Ancora da accertare le cause dell'esplosione, anche se non si esclude possa essere stata dovuta ad una fuga di gas. Il rogo si è esteso rapidamente al locale Foresteria che si trova al piano superiore dello stabile, che dà alloggio nel periodo estivo ad una ventina di lavoratori. Le deflagrazioni sono state sentite a Piazza Drago, che si trova a pochi passi dal luogo dell'incendio e dove in quel momento si trovavano diversi turisti. Il fumo nero e denso si è alzato velocemente a testimoniare la gravità del rogo che ha praticamente distrutto il locale. I vigili del fuoco sono arrivati con diversi mezzi e squadre ed hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Scossi commercianti, ristoratori e turisti accorsi per cercare di dare una mano alla gente che è uscita dal locale. Sul posto sono arrivati subito anche il sindaco Cristian De Zotti e il vice sindaco Luca Zanotto. L'incendio è stato domato e 15 alloggianti sono stati sgombrati e hanno avuto le prime cure mediche. Nessun ferito grave. Una volta messo in sicurezza definitivamente l'immobile saranno svolti i doverosi accertamenti. Nel frattempo il ringraziamento, dice il sindaco, va a tutti i soccorsi tempestivi e risolutivi che hanno permesso che la vicenda non si trasformasse in tragedia. E poi momenti difficili in queste ore per il traffico lungo la A4, dopo sono le conseguenze dell'incidente che è avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina, lo vediamo nelle immagini dei vigili del fuoco, tra i caselli di Cessalto e Sandona di Piave in direzione Trieste, 3 mezzi pesanti e un furgone 9 posti che si sono scontrati, un tamponamento a catena, con 2 feriti fortunatamente non in gravi condizioni che sono stati estratti dalle lamiere. Ovviamente però questa situazione ha creato pesanti effetti alla circolazione, con una coda che è arrivata anche a 10 km in direzione Trieste. Per questo
scontro che è avvenuto in A4 tra Cessalto e Sandona di Piave. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la stradale e ovviamente il personale del SUEM 118. Torneremo alla cronaca fra poco, ci sono ancora molte altre notizie di cronaca, ma è il momento, lo dicevamo in apertura, di cominciare a parlare dei grandi eventi di oggi in Veneto, a partire dalla festa di Sant'Antonio. Il nostro Federico Fusetti, che vedo già pronto, allora raccontaci un po', e fra poco adesso vedremo anche gli altri servizi, ma raccontaci un po' l'atmosfera in questo momento a Padova. Buongiorno Federico. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Diciamo che l'atmosfera è quella di grande devozione, davvero storie contagiose, storie emozionanti che arrivano dal sagrato della piazza del Santo, della Basilica di Sant'Antonio, dove mi trovo con Renzo Rigon e insomma quello che vedete anche voi è una lunga fila di pellegrini che stanno entrando in Basilica. In questo momento in Basilica è in corso la messa presieduta dal Vescovo Claudio Cipolla, una delle messe più importanti della giornata. L'altra sarà alle 17, al termine della quale inizierà la lunga processione che porterà poi le reliquie del Santo in giro per il centro storico fino poi a tornare qua. La giornata è iniziata alle 5:30 con la prima messa, poi a seguire una dopo l'altra, e la chiesa sempre piena di pellegrini arrivati da tutto il mondo, possiamo dire, perché abbiamo sentito persone arrivare dal Brasile, dalla Svizzera, ovviamente da tutte le regioni d'Italia, ma poi anche dal Messico, dalle altre regioni europee, la Polonia in particolare, con molti pellegrini arrivati. Poi ci sono pellegrini in bicicletta, pellegrini che sono arrivati a piedi da tante località del Veneto, tanti bambini, tante famiglie, e quindi diciamo che la giornata scorre scandita dalle messe, e la più importante delle quali, dicevo, è quella delle 11:30 che è in corso, e poi quella delle 17. Poi Renzo ci fa vedere quel palco che è a destra dell'ingresso principale della Basilica, che servirà dopo la processione delle 17:30 per qualche breve saluto delle autorità, perché la processione è composta da una 60ina di associazioni che sfileranno con i loro stendardi, e poi naturalmente alla fine la reliquia del Santo e la statua di Sant'Antonio, ma anche la lingua custodita dall'associazione dei macellai, della confraternita dei macellai di Padova, e la statua che è a bordo di un'auto della polizia, ovviamente adattata, che sfilerà per le vie del centro. Un'opera d'arte, la vediamo qui con Renzo, ci avviciniamo, una delle tante celebrazioni legate a Sant'Antonio. Questi sono fiori, pensate che c'è gente che ha lavorato da ieri, in pratica tutta la notte, per realizzare questa vera e propria opera d'arte. Vengono da Fucecchio, quindi dalla Toscana, fiori che continuano ad essere innaffiati, bagnati per non volare via, petali di tanti fiori diversi, dal giglio che è il simbolo di Sant'Antonio, ma anche le rose, e poi foglie che sono tenute unite da questo disegno meraviglioso, e come dicevo vengono da Fucecchio, e le persone si fermano ad ammirare in tanti questa opera d'arte. Dicevo della messa in corso con il vescovo Claudio Cipolla, che ha parlato di pellegrini proprio pochi istanti fa, e ha parlato di pellegrinaggio. Chi arriva qui è perché ha storie di sofferenza, storie difficili, storie che portano a ringraziare Sant'Antonio, e molti di questi sono qui oggi per ringraziare. Il vescovo, nella sua omelia di qualche minuto fa, ha detto proprio questo. Proviamo, prima di darti la linea, magari Nicola, sentiamo qualcuno di questi pellegrini, ci avviciniamo qui alla coda con Renzo Rigon, vediamo. Scusate, da dove arrivate? Dalla Liguria. Devoti di Sant'Antonio da tanto? Sì, da sempre. Grazie. La Liguria, ecco, non avevamo citato la Liguria prima come una delle regioni, diciamo, dalle quali arrivano questi pellegrini. Vediamo questi signori. Da dove arrivate? No, wir kommen aus Deutschland, aus Hamm. Dalla Germania. Ja. E tutti gli anni a Sant'Antonio? All year. 10 years, all year here, and we eat here little by Gianni.
Wonderful. But to ask something to Sant'Antonio or to say thank you, per ringraziare o per chiedere? What do you mean? To ask something or to say thank you? Thank you. Yeah. And very good here the terrain. No Islamic and no Africans. Vabbè, questo insomma è una... Vabbè, perfetto, grazie mille. Quindi sono qui per ringraziare Sant'Antonio. Nicola, io ti ridarei la linea, tanto poi ci risentiamo naturalmente. Dimmi tu se va bene. Grazie a Federico Fusetti, anche perché adesso noi vediamo allora un po' di servizi che hanno preparato i nostri inviati di Padova. Allora non possiamo non partire con l'apertura delle porte sul sagrato del Santo. Con questo ha avuto inizio davvero nelle prime ore della mattinata questa grande giornata. Buongiorno e benvenuti, buon Sant'Antonio. Si è proprio in questi istanti aperta la porta della Basilica del Santo che ci porterà in questa lunga giornata che vivremo insieme sul sito 13giugno.org, su Rete Veneta e poi su TV12. Raggiungiamo Padre Antonio Ramina che, come vedete, sorridente sta accogliendo tutti i pellegrini, i primi che entrano per la messa delle ore 6. Padre Antonio Ramina, buongiorno, buon Sant'Antonio, buona festa, una bella festa, un bel momento di festa. Il 13 giugno ogni anno ci sorprende con tutte queste persone che già dall'alba sono pronte a entrare in basilica per andare a salutare il Santo nel giorno della sua festa. È un giorno certamente di grande festa e di grande impegno per noi tutti, non solo per i volontari, per i frati, ma credo per tutte le persone che entrano in basilica. Credo che sia sempre una festa di popolo, quella che ci fa incontrare attorno a Sant'Antonio il 13 di giugno. Io dico sempre che anche noi frati scopriamo sempre di più chi è Sant'Antonio proprio attraverso l'affetto che tante persone gli dimostrano, in particolare in questo giorno. Antonio è una presenza viva, per cui lo scopriamo sempre così, come il santo amato da parte di tutti. Ecco, allora poi Sant'Antonio, lo ricordiamo, dopo la messa solenne delle 17, uscirà per incontrare la città. Come di consueto Sant'Antonio ha tra le sue braccia il bambino Gesù, in questa statua vediamo come il bimbo benedica tutti quanti noi che lo stiamo guardando. Ecco, a dire di come Sant'Antonio sia il tramite, ecco, non è il protagonista, lui Sant'Antonio, il protagonista è il Signore che lui tiene tra le braccia, e Sant'Antonio non ha paura di mettersi da parte, quasi di scomparire per fare in modo che la benedizione ci arrivi proprio dal Signore. Sant'Antonio come tramite di grazia, come tutto sommato facciamo esperienza noi ogni volta che ci avviciniamo alla sua arca, al luogo che custodisce il suo corpo. Allora, queste le parole che ha raccolto questa mattina prestissimo Chiara Gaiani nella lunga diretta di Rete Veneta. Il gruppo Media Nord-Est sta raccontando da questa mattina davvero la grande emozione di Padova. Altro momento che c'è stato, ovviamente, la rievocazione del transito di Sant'Antonio. Vediamo. I tamburi dei figuranti danno il via alla rievocazione del transito di Sant'Antonio. Il corteo è partito dalla chiesa di San Carlo all'Arcella per arrivare al santuario di Sant'Antonino, dove quasi 800 anni fa il santo spirò. Io sono siciliano e sono venuto dopo 10 anni. Prima abitavo qui a Campo San Piero e venivo tutti gli anni. Vabbè, la dedica penso che sia quella della salute, che ci sia un poco di pace e basta. Ma quello che mi viene in mente è il discorso della pace, sia in città ma soprattutto nel mondo. Quasi 20 anni che vengo, tutti è bello, è sempre bello, è come fosse la prima. C'è qualche pensiero che dedica a Sant'Antonio? Beh sì, abbiamo sempre bisogno, soprattutto in questo momento. Beh, io parlo per me, anche perché ho problemi a casa, quindi vengo proprio con lo spirito di pace e che ci aiuti un po'. Presente anche il vescovo di Padova che, insieme al rettore della Basilica, ha lanciato un messaggio di pace. C'è qualche cosa di nascosto dentro i nostri animi, per cui queste esperienze che possono
possono essere anche molto semplici, non hanno particolari contenuti, ma in realtà tramandano qualche cosa di importante e significativo per tutta la gente. L'affetto per Sant'Antonio è sempre grande, quindi siamo ben contenti di vedere tanta gente anche a questa celebrazione del transito, un po' una bella vigilia che ci prepara alla grande festa di domani. Tanti fedeli lungo il percorso e affacciati dai balconi che hanno voluto assistere alla sacra rappresentazione degli ultimi attimi di vita del santo, una festa di devozione per la città e per l'Arcella. A me piace moltissimo questa processione perché tanto si vede l'Arcella in maniera definita, bella l'Arcella sotto tutti gli aspetti, è molto partecipata, sono un sacco di persone. Ogni volta è molto viva. Sono particolarmente felice di stare qui in mezzo alla gente e di condividere questo momento anche di riflessione e di partecipazione. Molti i figuranti che hanno accompagnato il carro costellato di gigli freschi con la statua in legno del santo trainato dai buoi, una devozione che non conosce confini. Abbiamo la tradizione per cui un comune del Campo San Pierese dedica l'olio per tutto l'anno al santo e viene celebrata la messa con tutti noi 10 sindaci. Quindi sempre un momento molto, molto sentito dalla popolazione e molto intenso. Questo è il racconto di quanto avvenuto ieri sera, poi abbiamo visto poco fa Chiara Gaiani che ci raccontava l'apertura delle porte e adesso Federico Fusetti in diretta ci ha fatto sentire al volo qualche pellegrino, altri pellegrini, altre voci di pellegrini le sentiamo nel prossimo servizio. Le chiedo, signora, buongiorno, da dove sta arrivando? E io sto arrivando da Vigo d'Arzare. Tutti gli anni alla messa delle 6? Sì. È un voto o è proprio un dire grazie a Sant'Antonio? Dire grazie anche tanto anche. Sì. Dopo le ascoltiamo tutto il giorno perché la mamma è ferma a casa, invalida, sì che ascoltiamo tutto il giorno le messe dopo poi. Però alla messa delle 6 in questo 13 giugno lei ha voluto esserci. Sì, come tutti gli anni, è una tradizione a cui non si può mancare e che fa parte della nostra essere padovani ed essere religiosi e credere nella storia e nel percorso di Sant'Antonio. Sono arrivati a piedi questi pellegrini, da dove? 2 Carrare. A che ora siete partiti questa mattina? 3:30, arrivati puntuali per la messa. È stato faticoso? No, assolutamente. È il primo anno per lei? No. Tutti gli anni è una tradizione? Quasi tutti. Perché si fa tutti gli anni questo cammino, signora? Ce lo racconta? Perché sentiamo Sant'Antonio vicino. È una tradizione da una decina d'anni, quindi lo facciamo con la nostra parrocchia dei Ferri. In quanti siete che camminano? Una ventina, 20-25. Da dove? Da Este a piedi. È lunga, quanti chilometri ha fatto? Guardi, le faccio vedere subito che ho fatto Cacomot, praticamente sono 32 chilometri circa. È partito a che ora? Alle 10 di ieri sera. Da solo? No, siamo un gruppo e sono uscito per trovare gli altri del gruppo che sono rimasti un po' indietro e quindi abbiamo preso un po' di posti perché quest'anno hanno aperto alle 5:30, di solito aprono 5:40, insomma forse un più. Di solito insomma questo è l'orario. Perché si fa questo pellegrinaggio? Perché siete partiti? Ma guardi, ecco questo qua è l'altro, è Cico, lui che ci segue. Siamo partiti poi praticamente per fede. Io dico che se non c'è fede / fiducia non si mette un mattone sopra l'altro. È 40 anni che abito qui e tutti gli anni sono venuta, sempre. Da dove arrivate? Da Piove di Sacco. Quindi voi siete partiti a che ora? Alle 5 meno 5. Perché si viene all'alba al Santo il 13 giugno? È una tradizione. Io sono 11 o 12 anni che vengo. In provincia di Catania, Gran Michele. Ah, quindi voi siete qui proprio per Sant'Antonio? Siamo qui per altri motivi, però Sant'Antonio ci aspetta. Signora, avete qualche cosa particolare da portare al santo questa mattina, all'alba? Sì, un ringraziamento. Lo vuole condividere con tutti? Preferisce tenerlo nel cuore? Un ringraziamento da anni, dal 2011 che veniamo qua da Antonio, il nostro amico. È il vostro amico? Sì. È proprio un santo di famiglia? Sì,
Sì, sì. Te vi chiedo solo da dove arrivate, buongiorno. La signora vedo che ha la voglia di raccontarcelo un po'. Da dove arrivate? Siamo da Dolo. A che ora siete partiti? all'1:30. Avete tutti una candela? Sì, sì, sì. C'è un significato particolare per questo pellegrinaggio? Certo, ognuno ha il suo personale. È il primo anno che lo fate? No, facciamo ogni anno. Da quanto? Saranno 4-5 anni. Sentite che questa è una giornata speciale? Sempre, sicuramente. Allora, Media Nord-Est che segue ovviamente la festa di Sant'Antonio, come Media Nord-Est con Antenna 3 segue l'altro grande evento, l'apertura della Triveneta Alpina, lo vedremo fra poco con Lucio Zanato. Incombe però di nuovo la cronaca, abbiamo visto in apertura il devastante incendio di Jesolo e la paura a Jesolo la scorsa notte. Era il terrore di Oderzo, possiamo chiamarlo così, un 31enne pregiudicato del Mali che aveva compiuto diverse aggressioni anche molto gravi. È stato individuato e arrestato dai carabinieri a Oderzo il nostro Christian Arboit insieme a Edoardo Paris. Buongiorno. Buongiorno Nicola, anche da parte di Edoardo Paris. Ci troviamo nel parco pubblico di Cadiedo, sul retro sostanzialmente del municipio di Oderzo, questo per dare delle coordinate. Perché ci troviamo qui? Perché qui si è registrato l'ultimo grave episodio di una serie con protagonista questo cittadino del Mali, 31enne senza fissa dimora, regolare, va detto regolare sul territorio italiano, che da settimane seminava letteralmente il panico a Oderzo, da settimane forse anche mesi, un soggetto noto ai più che però appunto negli ultimi tempi aveva varcato il confine più e più volte. 3 gli episodi in particolare che gli vengono contestati. Il primo risale al 3 giugno, quando il 31enne è stato individuato all'interno della caserma Zanusso, in alcuni spazi di proprietà del comune. Non ne aveva titolo, da qui la prima denuncia per il reato di invasione di terreni e edifici. Poi il 5 giugno un episodio molto più grave alla pizzeria ai 4 Cantoni, dove ha rubato un accendino ad una minorenne, ad una ragazzina di poco meno di 16 anni e con quello stesso accendino poi l'ha minacciata, le ha avvicinato l'accendino acceso al volto e l'ha minacciata, da lì poi la fuga. L'episodio, il terzo episodio ancora più grave, domenica proprio qui a Cadiedo, quando si è avvicinato ad una ragazza di 27 anni originaria di Vico del Gargano e ha tentato di violentarla con un coltello, l'ha minacciata con un coltello. Chiaramente, fortunatamente, la violenza non è andata, chiaramente non è stata portata avanti da questo soggetto, quindi parliamo di un tentativo, di un tentato reato, però parliamo chiaramente di un episodio molto grave. 3 i fatti che hanno portato appunto all'identificazione del soggetto, peraltro già noto, che è stato appunto tradotto in carcere a Santabona. Dicevamo, un 31enne noto, già segnalato più volte. Lo stesso sindaco Maria Scardellato, che è qui con me, che saluto e ringrazio, lo aveva segnalato alle autorità competenti. In alcuni casi il sindaco aveva anche somministrato nei confronti di questo soggetto dei TSO. Sì, ce n'erano stati, ma soprattutto l'ultimo l'avevo richiesto, poi non è più stato fatto il TSO, è stata fatta una visita psichiatrica, era stato detto che non era soggetto psicologicamente labile, o se lo era comunque non era tale da dover fare un TSO. Io vorrei dire che l'epilogo di questa faccenda, se di epilogo si può parlare, è molto triste, ma inevitabile. È difficile, per me non è sicuramente possibile definire il limite tra il problema di salute mentale oppure il comportamento, diciamo, criminale. Lo stabiliranno i giudici e vedranno anche loro se i capi di imputazione sono confermati o meno. Certo è che la situazione di incertezza e di paura era
pesante, palese da parecchio tempo, perché arrivavano continue segnalazioni anche di atteggiamenti provocatori, di aggressioni che poi magari non si completavano, però le persone erano spaventate e ce n'erano tantissimi di questi episodi. Si era creato un clima di panico. Sì, e come ripeto, a me per la persona dispiace enormemente, perché non oso immaginare che tipo di vita travagliata possa avere questa, come tantissime altre persone che sono qui, e per questo mi fa rabbia non tanto la persona in sé, che non posso giudicare, ma chi ignora queste situazioni o continua a parlare di accoglienza facendo finta di non capire o non vedere che non tutte queste persone possono trovare integrazione, e questo lo si deve capire, e bisogna capire che qua possono venire solo un numero di persone che siamo in grado di accogliere realmente, perché queste situazioni non devono essere tollerate, e tutti quelli che parlano di accoglienza però poi sanno benissimo che queste situazioni esistono, ma poi tutti le scaricano, e quindi bisogna proprio partire a monte del problema, ovvero dall'ingresso. Quando viene la gente qui deve avere una casa e deve avere un lavoro, perché altrimenti questo è l'epilogo tristissimo, che se non sono matti lo diventano, creano problemi, disordine, apprensione a noi, e loro fanno una vita peggiore di quella che avevano a casa loro. Perché questo è il tema, Sindaco. Lei è sempre stata molto franca su questo, già altre volte le avevamo sottolineato questo tema. Non è solo una questione di ordine pubblico, di sicurezza, ma anche una questione psichiatrica, insomma, è tutto un insieme di fattori. Sì, lo è, sia per loro che per noi. Se devono venire per cercare una vita migliore, poi si vede che fine fanno nelle stazioni delle grandi città, o qua adesso cominciano, anche qui ne abbiamo casi di questo tipo, cominciano, allora è evidente che non hanno trovato una vita migliore di quella che avevano. Allora c'è chi li fa venire proprio con l'intento criminale di sfruttarli, e questi ovviamente vanno perseguiti seriamente. Poi c'è chi invece con il buon cuore fa dei danni, perché dire apriamo le braccia a tutti, possono venire tutti, è un gesto di buon cuore, ma che fa danni a noi ma anche a loro, perché poi questa persona non è più gestibile, questa, e come questa ce n'è un'infinità di altre che fanno una vita infame, e alla fine nessuno è in grado di aiutarli, e quindi non abbiamo fatto un gran servizio nemmeno a loro, oltre che ai cittadini che si trovano con queste situazioni di panico, di paura, di incapacità di controllare questi atteggiamenti. Quindi se non c'è una corretta integrazione, se non c'è una corretta accoglienza, se non ci sono le basi, il rischio di una deriva psichiatrica, di una deriva delinquenziale c'è tutto. Insomma. Ma è evidente, perché escono dai centri di accoglienza o magari per cattiva condotta, e quindi la cattiva condotta può derivare dal fatto che uno ha l'indole del delinquente, l'indole o che si comporta male per scelta, oppure perché è uno psichiatrico. Ma nel momento in cui escono dai centri di accoglienza per cattiva condotta, si trovano liberi nel territorio, e la cattiva condotta la portano qui. Questa categoria. Poi ci sono quelli che non ottengono lo status, che pure vengono espulsi dai centri ma poi non vengono rimpatriati, e questi non possono comunque lavorare perché non hanno permesso di soggiorno, e quindi per forza sono nelle città a delinquere. E poi ci sono invece altre categorie che sono forse più possibile aiutarle, che sono quelli che invece escono dai centri di accoglienza con un permesso di soggiorno e con un lavoro, ma magari non trovano le abitazioni. Altro problema grossissimo da affrontare, che se è vero è che anche per gli imprenditori c'è necessità di manodopera, e questi lavorano e hanno un reddito, devono avere anche una casa. Un tema molto complesso, con questo epilogo che il sindaco Scardellato ha definito anche triste, e sul quale riflettere. Grazie sindaco Scardellato. Da Cadiedo a Oderzo è tutto, con Edoardo Paris. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Christian Arboit. Prima di andare da Lucio Zanato, che è già pronto, un aggiornamento di cronaca da Verona. 2 persone sono rimaste gravemente ferite nello schianto dell'ultraleggero sul quale si trovavano, precipitato a Peri, frazione di Doicè, comune veronese al confine con il Trentino. Il piccolo velivolo è caduto accanto ai binari della ferrovia lungo la linea Verona-Brennero. Fortunatamente in quel momento non stava transitando alcun convoglio, altrimenti il bilancio sarebbe stato evidentemente gravissimo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e i sanitari del SUEM, trasportati il pilota e il passeggero in codice rosso, quindi sono in gravissime condizioni. Lo ripetiamo, un ultraleggero precipitato a Dolcè, comune veronese al confine con il Trentino, accanto ai binari della ferrovia.
Adesso allora andiamo a Conegliano, anzi andiamo a Godica di Sant'Urbano, il viaggio delle tappe in avvicinamento alla giornata alla Triveneta di Alpina di Conegliano con Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto ci porta in queste ore a Godica di Sant'Urbano. Ci siamo, Lucio, è il giorno in cui inizia il grande evento. Sì, diciamo che con il concerto che ci sarà questa sera in Duomo a Conegliano e soprattutto con la grande festa che già comincerà lungo le strade, comincia ufficialmente questa Triveneta di Conegliano. Però come vedete dietro le nostre spalle mie e del sindaco è già la festa, perché tutti questi alpini insieme danno la dimostrazione così della coesione per questo momento comune per il terzo raggruppamento. Sindaco, la prima domanda è anche voi state sentendo questa, diciamo così, energia positiva che arriva da Conegliano? Certo, innanzitutto buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento. L'energia si sente, tanta energia, tanta emozione e amore per i nostri alpini. La nostra è una comunità che è cresciuta con gli alpini come tutte le comunità qui intorno, quindi è ovvio che i giorni di attesa per questa Triveneto che ormai è alle porte ci ha regalato tante emozioni di cui siamo orgogliosi, perché dei nostri alpini siamo orgogliosi, quindi orgoglio, amore per i nostri alpini, per quello che hanno fatto e per quello che rappresentano gli alpini per le nostre comunità. Ecco, amministratore locale che racconta appunto il suo punto di vista, altro amministratore locale invece l'abbiamo sentito ieri sera che è Alessandro Manera, che ha azzardato un'ipotesi, 100.000 presenze, secondo lei? Ma secondo me li raggiungiamo, perché l'amore per gli alpini nelle nostre zone, quindi nel nostro Triveneto ma anche al di fuori, è un amore che si sente, ma lo sentiamo telefonando anche a chi è lontano e sa del Triveneto e vuole partecipare, perché partecipare alla sfilata del Triveneto vuol dire condividere i valori dell'alpinità, che non sono da poco, e vuol dire condividere un'emozione per il territorio, quindi sono sicura che si raggiungeranno. E allora sentiamo che cosa ha detto appunto i nostri microfoni ieri il vice sindaco di Treviso e sentiamo anche il presidente della sezione di Treviso, considerando che dopo Gemona nel 2027 la Triveneta tornerà nella Marca. Il servizio. Però io penso che una Triveneta fatta a Treviso valga tanto quanto una nazionale fatta da un'altra parte. Adesso parlavamo di 80.000 persone, secondo me supereremo quei numeri e secondo me puntiamo i 100.000, perché se il tempo tiene, e siamo molto condizionati al tempo, ma sembra che sia buono, a sentire il generale Iannicelli avremo una grande adunata e Conegliano si renderà partecipe di una grande impresa, perché avere così tante persone contemporaneamente per una città di quelle dimensioni, però gli alpini sono molto rispettosi. Questa è la previsione con l'occhio dell'amministratore locale e il cuore da alpino. Una pacifica invasione che vedrà in prima linea le penne nere degli 88 gruppi della sezione di Treviso, molte delle quali sono già partite questa mattina dal Bosco delle Penne Mozze. Una presenza pensando già al 2027. Quando noi abbiamo chiesto ad ottobre dello scorso anno ai presidenti del Triveneto la possibilità di ospitare il raduno 2027, il giorno dopo ci siamo già attivati per iniziare il percorso che ci porterà appunto al raduno, perché le cose da fare sono tante. Ovviamente abbiamo l'occasione di vivere anche il prossimo raduno a Conegliano con l'occhio di chi vuole imparare per prevedere e organizzare il tutto nel miglior modo possibile. Treviso sarà con le altre sezioni alla Corte delle Rose di Conegliano con le iniziative del Centro Studi che sta organizzando anche il prossimo campo scuola già tutto esaurito. Danno sempre il tutto esaurito, sì, perché le famiglie capiscono l'importanza di questi momenti di convivialità, di stare insieme per i giovani. Noi come sezione ne organizziamo uno per i ragazzi dai 14 ai 16 anni, avevamo 32 posti disponibili che sono andati bruciati in pochissime ore, c'era voglia anche per altre persone, ma sarà per la prossima volta. Giovani a cui verrà offerto di continuare negli anni l'esperienza con la speranza che poi vengano a sostituire i veci, mantenendo viva la tradizione alpina. Che anche tanti cori trevigiani canteranno nelle chiese, ma anche in strada e nel gran finale sulla scalinata degli Alpini nella sera e nella notte coneglianese, prima della sfilata conclusiva di domenica della Triveneta del Centenario. Che cori sentiremo sabato sera che vengono dalla sezione di Treviso? Allora abbiamo il coro Otteto Ana Treviso, il coro Famiglia Alpina e il coro Cime d'Auta di Roncade.
Ecco, per quanto riguarda i cori invece noi qui abbiamo il coro Bedeschi e annunciamo che questa sera lo sentiremo in diretta su Antenna 3 perché ci collegheremo e faremo sentire il concerto appunto del coro dal Duomo di Conegliano, che è il concerto di apertura di questa Triveneta. Però noi adesso a questo punto mettiamo un po' in imbarazzo la sindaca, perché diciamo come è stato sposare un alpino? Ma sposare un alpino è stato bello, perché quando si incontra il mondo degli alpini si incontra un mondo fatto di amore, ma di valori, di famiglia, di comunità, e attraverso anche ovviamente il rapporto che ho creato con mio marito ho imparato ad apprezzare quelle che sono le tante attività fatte dagli alpini. Faccio un esempio pratico per capire: nel comune di Godega sono sempre disponibili, hanno anche riqualificato delle aree, hanno fatto dei monumenti curati da loro, ovviamente in onore dei caduti. Penso a San Bartolomeo, penso al parco di Nikolaevka a Pianzano, penso anche a Godega, al monumento che ricorda Guido d'Arè, che purtroppo ci ha lasciato sotto le macerie della caserma Goi. Quindi alpini presenti, certo, quindi alpini presenti per onorare la storia, alpini presenti al fianco delle amministrazioni, perché ogni volta che abbiamo chiesto aiuto non è mai stato negato, anzi sono sempre stati pronti da subito, una soluzione l'abbiamo sempre trovata. Ma alpini, e questo ci tengo a dirlo, che rappresentano un grande ponte culturale, ma soprattutto di trasmissione di eredità del nostro paese, delle nostre tradizioni e della storia con i giovani. Nel nostro piccolo noi già da 10 anni facciamo ogni anno una gita, li organizzano gli alpini, non il comune, dove i ragazzi delle terze medie vanno alla scoperta dei luoghi delle 2 grandi guerre e quindi capiscono cos'è successo, fanno un approfondimento storico e visitano quelli che sono i luoghi che vanno a onorare la memoria dei caduti. Credo che questo sia importante, e qui ringrazio tutti i miei alpini e gli alpini anche degli altri gruppi, perché so che tutti sono bravi su questo, perché non è da poco trasmettere la storia e i valori che la storia ci insegna ai nostri ragazzi. Quindi voi svolgete un ruolo fondamentale e di questo sono onorata e orgogliosa come sindaco, vi ringrazio veramente di cuore. Insomma, a questo punto scatta anche l'applauso, perché naturalmente, come dire, si sente il calore. Tornando invece alla Triveneta, visto che si parlava di storia, uno degli appuntamenti che andremo a visitare, ma che è aperto sin da oggi, è quello ad esempio del museo proprio vicino alla chiesa di San Martino. Ma proprio per capire come arrivare a Conegliano e soprattutto come non trovarsi in mezzo al traffico, allora sentiamo il servizio che abbiamo realizzato a Conegliano con le indicazioni del sindaco Fabio Chias. Sul sito del comune ordinanza con strade aperte, strade chiuse, strade attraverso le quali si possono raggiungere i parcheggi scambiatori dai quali portarsi in città o con i bus navetta o a piedi. Quello che si deve sapere per muoversi a Conegliano per il raduno Triveneto degli Alpini, che vedrà una grande presenza di penne nere che alloggeranno nelle palestre dove stanno ultimando l'allestimento delle brandine, ma anche negli spazi all'interno del campo sportivo dove sono previsti gli accampamenti. Tutto con il supporto dei gruppi che formano la sezione di Conegliano, e uno di questi è dedicato a Pietro Maset, alpino e partigiano, ed è il papà del sindaco che ricorda come durante la costruzione dell'asilo del Sorriso a Roscio ebbe un incontro con una giovane russa salvata proprio da Maset. Questa ha saputo che eravamo italiani, si è avvicinata e mi ha raccontato il fatto. Un giorno una signora ha attraversato il fiume, è arrivata alle postazioni di Maso con la sua bambina in braccio perché era molto ammalata e non avevano le medicine per curarla. Il Piero ha ordinato, gli ha tenuti lì 2 giorni e poi gli ha fatto un bel fagotto con tutte le medicine. E gli ho detto, era il gruppo Conegliano, io non lo so, ho detto, certo c'era uno che lo chiamavano Maso. E io sono la ragazzina che ho usufruito delle medicine degli italiani. Anche per questo gli alpini del gruppo hanno voluto fortemente questo monumento con un'aquila che spicca il volo. L'alpino basta dirlo contraparole. Alpini uomini di pace, è quello che è scritto dietro al monumento, alla targa dietro. Credo che questo sia importante soprattutto per i giovani, dove c'è una certa solitudine, io vedo un certo malcontento, nel senso che
qua si parla sempre io, forse dovremmo ripristinare la parola noi. Aquila sul monumento alpino e aquile che da oggi svettano sui pennoni della scalinata degli Alpini e che qui vediamo poco prima venissero issate sui pennoni. Simboli di un modo di vivere con gli altri e per gli altri, che si esprime anche con il canto, come per venerdì sera in Duomo a Conegliano, con il concerto di apertura del raduno Triveneto che Antena 3 trasmetterà in diretta. Voi che state preparando questo concerto, qual è il brano che in questo momento la sta toccando maggiormente? Sicuramente Il Signore delle Cime, chiaramente, che penso che tutti conoscono ed è quello che magari che tutti conosciamo, è quello che di solito ci emoziona di più. Insomma, Signore delle Cime è uno dei brani che sicuramente sentiremo questa sera. Vi anticipo che sentiremo qualcosa anche nel prossimo collegamento, però l'ultimo servizio che vogliamo lanciare è quello dedicato ad alpini e sicurezza. Ad esempio voi qui li utilizzate come comune, ad esempio non so, in caso di viabilità, di manifestazioni. Loro ci aiutano sempre quando ci sono delle manifestazioni, collaborano. Per la viabilità abbiamo la protezione civile, ma loro comunque sono sempre a disposizione, ma rappresentano sempre un presidio, no? Perché c'è sempre l'occhio attento. È proprio per questo, allora, vediamo il servizio di Vittorio Veneto, dove la sede è stata fatta nella stazione centrale, la stazione di Vittorio Veneto, proprio per sicurezza. Poi linea allo studio, ma torneremo perché vi faremo ascoltare cose davvero importanti. Grazie. Servizio. È stato dato in comodato d'uso questa stazione, che è presidiata, quindi è a ridosso dei giardini comunali e di tutto il centro città, e quindi è un modo per garantire socialità, vitalità, e quindi di conseguenza, se c'è presidio sul territorio dagli alpini o dagli amici degli alpini, insomma c'è anche più sicurezza per tutti i cittadini. Quando gli alpini sono un presidio di sicurezza, come a Vittorio Veneto, dove la sede della sezione è nella stazione centrale dei treni. Una sede che le Penne Nere hanno ristrutturato e dove si programmano molteplici attività. Una tra tutte il centro studi, che ha catalogato l'intera biblioteca della sezione, quindi anche quella dei gruppi, con un obiettivo ben preciso. Dobbiamo cercare di mantenere quelli che sono i nostri valori, i nostri principi, e cercare di trasmettere questi segnali, questi valori, portarli fuori dalle nostre sedi, portarli proprio a contatto con la gente, a contatto con i bambini. Per questo gli alpini vanno nelle scuole, ma portano le giovani generazioni in luoghi che sono la nostra storia e la nostra memoria. La memoria portandoli al Bosco delle Penne Mozze. Quindi gli facciamo capire quel luogo, l'importanza di quel luogo, la sacralità di quel luogo. E loro come rispondono? Con silenzio. Ma gli alpini vittoriesi sono anche canti e cori, altro modo per esprimere valori come servizio agli altri, amore e rispetto per la propria terra. L'amor di patria. Quindi è meglio assolutamente impegnarsi e sentirlo proprio, e durante i canti cercare di farlo arrivare al cuore delle persone. Infine, quando si pensa agli alpini di Vittorio Veneto, inevitabilmente si pensa ai muli, che sabato inizieranno la loro marcia di avvicinamento alla Triveneta di Conegliano, e con loro tanti alpini e non, in un percorso aperto a quanti vorranno partecipare. L'appuntamento? Sabato mattina ore 8:30 nei pressi della stazione vicino alla protezione civile, alzabandiera e poi partiamo. Sono tornata verso le 2 di notte e arrivata davanti a porta di casa l'ho trovata aperta, e quando siamo entrate ho visto pure la persiana tirata su, e è elettrica, quindi è anche difficile da alzare. Era chiusa quasi del tutto e ho trovato sia la persiana aperta, la finestra rotta, la porta davanti d'entrata e pure la porta al portone dietro, tutto aperto. Racconta così una residente di Musestre, in comune di Roncade, la notte di paura vissuta dopo il rientro a casa dal lavoro con i suoi bambini. Nonostante la presenza anche di un cane Rottweiler, i ladri le hanno portato via tutti i preziosi che aveva in casa in pochi minuti, e quando è arrivata era già tardi. Tutte cose di valore. Soldi per fortuna non ne avevamo, però tutte cose di oro. La sensazione è che il furto sia stato commesso da professionisti che stavano spiando i movimenti dei residenti da qualche giorno, evitando le telecamere di sorveglianza di una vicina nella via principale e passando per una viuzza laterale completamente sguarnita di videosorveglianza. C'era un camper da un paio di giorni qui sul parcheggio davanti a casa, e
e vedevo una ragazza abbastanza giovane, non italiana, bionda, carnagione chiara, con una bambina piccola. Lei tutte le mattine portavo i bambini a scuola e alle 8:20 lei iniziava a camminare con questa bambina e sempre un cappello in testa. Quando passava in mezzo alla gente, testa bassa. Ovviamente dopo il furto il camper si è spostato ed è stato visto a San Cipriano, dove sono stati registrati altri furti, e anche a Cendon di Silea. Lunedì sono passati qui, in piazzetta, a Musestre, e altre 2 case a San Cipriano. Erano 3 qua a Musestre e 2 a San Cipriano. E ieri, o l'altro ieri, sono passati anche a Cendon, che hanno messo mani addosso a un ragazzo di 32 anni, ho sentito. Difficile ora per questa famiglia con 3 bambini anche solo dormire la notte. Essendo a casa con 3 bambini, sì. La notte è impossibile dormire. Possibile adesso. Che siano professionisti del crimine, nessun dubbio, come conferma Christian Demma. Sono bande organizzate e, come dico sempre io, nella mia idea, molto spesso sono proprio gestite da altre bande ancora più grandi che vengono, arrivano e fanno questi raid, perché è impossibile che capiscono esattamente quando una persona esce di casa, quando lascia la casa incustodita, approfittano della finestra appena aperta. La soluzione, oltre a chiudersi in casa e ad avere telecamere di sicurezza, è di attivare una rete di vicinato e denunciare sempre qualunque sospetto. E subito, quando ci sono movimenti sospetti, avvisare immediatamente le forze dell'ordine. Per noi qui nella zona è il 112 riferimento. Roncade si trova a 5 minuti da 3 caselli autostradali, ha statali e provinciali che lo attraversano e pertanto risulta un punto strategico anche per chi vuole delinquere, purtroppo. Un territorio nel quale è facile arrivare e dal quale è facile fuggire, con casette in fila senza troppe protezioni, una preda quasi semplice per chi vuole delinquere, ma che avrà presto anche nuove telecamere e un piano estivo per la sicurezza. Proprio per questo dalla prossima settimana inizieranno i serali da parte della polizia locale, 24 serali che verranno svolti il venerdì e il sabato, principalmente verso i fine settimana, proprio per il contrasto ai furti, ma stiamo allo stesso tempo partecipando a un bando con un nuovo progetto di telecamerizzazione, con un progetto di oltre 20 telecamere tra Roncade e Biancade. E infine la raccomandazione più grande è quella per gli anziani, spesso vittime di truffe da parte di finte forze dell'ordine che inducono i più fragili a cadere facilmente nel tranello. Sono un dramma gravissimo anche le truffe agli anziani, è bene che con l'ultimo decreto sicurezza siano aumentate anche le pene per chi truffa gli anziani, perché questi malviventi sfruttano le debolezze e la fiducia che i nostri anziani ripongono nelle persone, quindi sono proprio degli atti spregevoli. Una decina di giorni fa c'è stata una truffa a danni di una coppia di anziani qui nel nostro territorio, dove si sono presentati 2 vestiti da polizia, quindi anche qui dico attenzione ai cittadini, perché noi non chiederemo mai di preziosi, oro o altro, e se avete il dubbio chiamate il 112. Allora, c'è un aggiornamento, siamo rientrati ovviamente con la cronaca, c'è un aggiornamento da Jesolo per quanto riguarda l'esplosione nella trattoria. Diversamente a quanto si era pensato e si era detto, anche appreso in un primo momento, che avevamo detto nel servizio, il locale che è andato a fuoco non era aperto, ma era in quel momento chiuso. All'interno si trovavano soltanto i lavoratori stagionali che dormono nella foresteria e che sono le persone poi che sono risultate ferite, una decina come avevamo detto nel servizio, in tutto 15 messi in salvo. La società Italgas, che gestisce la rete della zona, ha già effettuato stamane con i propri tecnici i primi accertamenti sul contatore e gli altri impianti di pertinenza che servono alla struttura, e questi, spiega una nota, sono risultati integri e non coinvolti nell'evento. Quindi questo per quanto riguarda un aggiornamento da Jesolo. Stiamo per tornare a Conegliano per parlare della Triveneta degli Alpini. Questa sera già in diretta alle 20:30 i cori alpini dal Duomo di Conegliano, lo vedremo in diretta su Antenna 3. L'altro grande evento di domani è, lo abbiamo raccontato in questi giorni, a Treviso, ovvero il concerto attesissimo dei Pinguini Tattici Nucleari. Sentiamo le ultime novità.
In un ippodromo Sant'Artemio blindato si lavora senza sosta agli allestimenti per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari previsto per il weekend. Il clima però è tutt'altro che disteso, tra nervosismo palpabile e modi poco cortesi da parte della sorveglianza e degli addetti ai lavori. L'atmosfera contrasta con l'entusiasmo di una città pronta ad abbracciare una delle band più attese dell'estate, con migliaia di fan provenienti da tutto il Veneto. Un clima di festa che coinvolge anche molti avventori. Siamo felicissimi, è un evento, è la prima volta che ci capita di assistere e di poter contribuire a un evento di questa portata. Sono attese 40.000 persone circa e sicuramente sarà una buona opportunità anche per il commercio, secondo noi. Speriamo di essere all'altezza, di soddisfare la richiesta elevata. Siamo in pieni preparativi già da questi giorni, stiamo organizzando tutto, per sabato siamo carichi. Sicuramente faremo dei primi semplici, il classico ragù, il pesto, l'insalata di cereali con le melanzane, avremo l'hummus di ceci, della picagna, abbiamo davvero un po' di tutto, e poi il panino con la porchetta, visto che siamo a Treviso, non può mancare. Dopo aver riempito Campovolo e San Siro, la band guidata da Riccardo Zanotti arriva in città con numeri da capogiro: 400 metri quadrati di LED wall, 700 punti luci, 18 cannoni per coriandoli colorati e una produzione con più di 100 addetti ai lavori. Uno spettacolo curato nei minimi dettagli, tra effetti speciali, intelligenza artificiale e scenografie futuristiche, che culminerà con un finale infuocato. In programma 27 brani in scaletta per oltre 2 ore di concerto, con un mix di successi storici e brani dell'ultimo album, da Romantico ma muori passando per Ringo Starr e Ricordi, oltre a Rubami la notte e Pastello bianco. Attesa alle stelle per un evento che promette di segnare un nuovo record per la musica live a Treviso. E poi torniamo allora alla Triveneta. Lucio Zanato, sempre a Godega di Sant'Urbano. Buongiorno, rieccoti meglio Lucio Zanato, e buongiorno al tuo ospite. Sì, grazie Nicola. Sono qui con il capogruppo del gruppo che ci sta ospitando, cioè Bibiano Godega, Cristiandiana, ma ci sono gli altri gruppi, quali sono? Certo, c'è il gruppo di Pianzano, che è l'altro gruppo del nostro comune, poi abbiamo i gruppi limitrofi di Orsago, di Gaiarine, San Fiore, San Menemiano, e li ringrazio di essere qui presenti e di fare così, aiutarci a presentare questo Triveneto che sta galoppando velocemente verso questo weekend, insomma. Ecco, al di là della Triveneta, voi qui per la comunità cosa fate principalmente? Beh, guardi, come ha detto prima il nostro sindaco, siamo sempre in prima linea, anche insieme all'altro gruppo di Pianzano, per tutto ciò che ci viene chiesto non solo dall'amministrazione comunale, ma dalle parrocchie e anche dalle altre associazioni che ci chiedono collaborazione, e una collaborazione reciproca. Principalmente negli ultimi anni abbiamo sposato l'idea di riuscire a trasferire i nostri valori ai giovani, quindi mi ricollego sempre al sindaco di prima con la gita delle terze medie, ma non solo quella, le castagnate, la pasta asciutta, tante altre cose per aiutare i giovani ad avvicinarsi ai nostri valori. Io dico sempre al mio gruppo: le persone passano ma i valori restano, e quindi dobbiamo cercare di trasmettere questi valori a loro affinché la società possa continuare a mantenere i nostri valori, i nostri ideali alpini. E a proposito di valori, qui abbiamo un alpino che arriva dal Belgio, o meglio è il figlio di un alpino. Il suo nome e il suo cognome? Boccacino Roberto. E lei dal Belgio è venuto qui appositamente per la Triveneta? Per le 100 anni, sì, è la memoria di mio padre. Ah, quindi è perché vuole ricordare il papà, insomma. Sicuramente. Bene, allora, visto che abbiamo poco tempo e abbiamo da farvi ascoltare una cosa molto bella, siamo con Simonetta Mannic, ma soprattutto il coro Bedeschi, che questa sera si esibirà al Duomo di Conegliano, nella serata che noi andremo in diretta. Quindi possiamo sentire un anticipo? Sì, sicuramente, quindi vi aspettiamo numerosi questa sera, Duomo, ore 20:30, insieme al coro Congedati della Tridentina. E cosa ci fa ascoltare adesso? Aprite le porte, perché apriamo ufficialmente le porte a questa Triveneto. E allora ascoltiamo la musica e poi linea allo studio. Come la marcia bella, la banda
allora questo è solo un anticipo, un assaggio di quello che vedremo. Grazie davvero al coro. Questa sera alle 20:30 in diretta, noi andiamo in pubblicità, poi è il momento di Ecovisioni. Di nuovo in diretta, è momento di Ecovisioni. Allora saluto subito e ringrazio entrambi in collegamento da Roma, lo spieghiamo subito perché. Andrea Ferrazzi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutte e a tutti. E allora torna a trovarci, da un vero piacere Giuseppe Argirò, mi scusi, vicepresidente di Elettricità Futura, che lo ricordiamo era già stato nostro ospite, la principale associazione della filiera industriale nazionale dell'energia elettrica, che rappresenta oltre il 70% del mercato elettrico italiano, e quindi oggi torniamo a parlare di transizione, torniamo a parlare di Costituzione e di una modifica della Costituzione. È un tema che abbiamo già affrontato spesso con Andrea Ferrazzi, che è uno dei protagonisti di questa storica modifica, e di come questa Costituzione e questa modifica la Costituzione può salvare il nostro futuro se pensata in chiave, chiamiamolo semplificatamente, green. Entrambi sono a Roma perché entrambi sono alla Camera in quanto reduci da un convegno, lo vediamo questo, la locandina, in cui si è parlato proprio di Costituzione, nuovi orizzonti per il nostro Paese. È davvero finita da poco. E allora chiedo subito a Ferrazzi come è andata questo convegno ed quanto è importante tornare a parlare della modifica della Costituzione. Articoli 9 e 41, lo ricorderemo fra poco, che hanno dato una svolta green alla nostra principale legge dello Stato. Ma è andato molto bene, relatori di altissimo livello, moltissime persone attente, diretta streaming della Camera e anche dell'ASVIS, migliaia di contatti diretti che hanno seguito appunto da tutto il territorio nazionale. È un convegno quanto mai necessario, perché la riforma della Costituzione non è un punto di arrivo, ma è un punto di inizio. È iniziato un lavoro, abbiamo inserito che nel nostro patto costituzionale la tutela dell'ambiente in quanto habitat dove noi viviamo, senza il quale non c'è nemmeno la vita biologica, è un punto fondamentale, così come tutelare le future generazioni, i nostri figli, i nostri nipoti, e così come tutelare la salute, dicendo naturalmente, ribadendo quanto già previsto dall'articolo 41, così come avevano scritto i nostri padri costituenti, che l'attività economica di impresa, anche quella privata, grazie a Dio è libera, ma non è un diritto assoluto, cioè il diritto assoluto è la persona, siamo tutti noi, e quindi la tutela deve essere svolta questa attività economica tutelando, quindi non recando danno, scrivevano i padri costituenti, alla dignità umana, alla libertà, e noi abbiamo aggiunto la salute all'ambiente. E mi consenta che questa è una trasmissione che ricopre tutto il Triveneto, quanti problemi abbiamo avuto anche nei nostri territori con la salute, quanti problemi sta cagionando l'inquinamento dei PFAS nel Vicentino, ma anche nel Padovano e nel Veronese. Quindi è stato un dibattito davvero interessantissimo che guarda in avanti, e dunque abbiamo invitato attorno al tavolo dei relatori il vicepresidente della Corte Costituzionale, il vicepresidente ospite nostro oggi, graditissimo ospite oggi nostro di Elettricità Futura, quindi il mondo dell'impresa, dell'industria, e i legislatori. C'è stato un interessante poi dibattito alla fine del convegno tra esponenti di gruppi politici diversi, ma che si sono confrontati sulla necessità di tutti noi. Quindi davvero un bel punto di partenza, e speriamo davvero per il nostro futuro. Allora Giuseppe Argirò, le imprese dell'elettrico, il mondo delle imprese che si rapporta poi con la politica, con le leggi, quanto è importante aver dato questa impronta nuova alla Costituzione, e come dice Ferrazzi quanto è importante che questo sia solo però un punto di inizio?
Ma innanzitutto una risposta da cittadino diciamo del mio paese, il fatto che tra i principi fondamentali della nostra Costituzione sia stata inserita la tutela dell'ambiente nelle varie declinazioni che sono state indicate, lo considero una conquista di civiltà giuridica ulteriore rispetto a quello che già la nostra meravigliosa Costituzione ha rappresentato per il paese. Più specificamente, naturalmente, questa previsione appunto nei principi fondamentali dell'articolo 9 e all'articolo 41 sulla parte correlata all'iniziativa pubblica e privata e quindi all'attività industriale ha un impatto decisamente molto rilevante. Perché? Perché naturalmente un principio costituzionale sancisce il fatto che la produzione normativa primaria, quindi le leggi che fanno i parlamenti, ma anche tutta la legislazione nella gerarchia delle fonti che riguarda per esempio le regioni che hanno in molti ambiti nel nostro settore anche una competenza che è concorrente o addirittura in alcuni casi esclusiva, non può che essere orientata anche al rispetto di questi importantissimi principi. Faccio un esempio per dare l'idea concreta di che cosa rappresenta. Naturalmente uno dei principi che erano tutelati in Costituzione, importantissimo, straordinario anche quello per un paese soprattutto come il nostro, era la tutela per esempio di tipo paesaggistico. Ora, nel momento in cui si sancisce costituzionalmente anche la tutela di un principio ambientale, significa che nel momento in cui si dovrà prendere una decisione su, per esempio, un impianto di tipo rinnovabile da installare in una determinata area del paese, è chiaro che si dovrà tener conto dell'impatto paesaggistico e quindi della tutela paesaggistica che questa realizzazione può implicare, ma bisogna contemperare questo principio costituzionale anche con l'altro principio costituzionale che è quello ambientale. Quindi per esempio nel caso di un impianto rinnovabile che come è noto produce energia green ed è l'unico strumento in ambito energetico per il contrasto al cambiamento climatico, certamente averlo sancito in Costituzione orienterà non solo la produzione normativa ma eventualmente anche la giurisprudenza qualora le normative o alcune scelte si discostassero dal rispetto di questo principio. Quindi direi un principio che produrrà probabilmente gli effetti nel medio termine, come tutti i principi costituzionali, ma certamente nel nostro settore è un principio molto rilevante e importante. Allora, noi parliamo spesso, no, della parola chiave che è la transizione energetica. Sappiamo com'è la situazione in Italia e in Europa, in Italia e nell'Unione Europea. Ci chiediamo spesso, l'abbiamo affrontato diverse volte, ma chiedo anche a lei qual è il rapporto con altre realtà a livello mondiale. Ci sono degli Stati Uniti che sono in subbuglio per le politiche di Trump, ma che comunque hanno un loro percorso. C'è la Cina, ad esempio, che sulla transizione energetica è molto avanti. Allora ci fa un attimo un quadro della situazione extra UE, poi magari torniamo sull'Unione Europea, partendo dagli Stati Uniti. Ma allora, come è noto, la transizione è una scelta che riguarda tutti i paesi del mondo e in particolare, devo dire, i due grandi player che sono gli Stati Uniti e la Cina la stanno interpretando evidentemente in modo diverso. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, anche e soprattutto con questa amministrazione c'è di nuovo un richiamo a quella che è la rivendicazione forte di autonomia energetica strategica e che poggia molto questa autonomia strategica naturalmente sulle risorse fossili del paese. In particolare naturalmente su petrolio e su gas. Grazie alle nuove tecnologie di cui ricordo, come dire, l'impatto ambientale, se posso permettermi, molto forte della tecnica del fracking, che sostanzialmente consiste nel fratturare le rocce per estrarre petrolio e gas, hanno fatto queste tecniche, ripeto, a fortissimo impatto ambientale, degli Stati Uniti il paese con la prima riserva strategica a livello globale. La Cina, per l'altro verso, ha fatto una scommessa invece strategica molto specifica su quello che è la transizione green. Chiaramente continua a bruciare carbone, ahimè, continua a usare moltissimo gas e petrolio, ma certamente ha fatto una straordinaria scommessa in termini di investimento sulla prospettiva geostrategica ed energetica del paese. Considerate che sta investendo il 70% di tutti gli investimenti globali nell'ambito delle tecnologie green. Quando parlo di tecnologie green mi riferisco ad impiantistica rinnovabile, quindi idroelettrico, eolico e fotovoltaico, mi riferisco in particolare al sistema di accumulo, cioè alle batterie su cui stanno facendo una gigantesca scommessa, e a tutti naturalmente i settori correlati, primo fra tutti naturalmente l'automotive, perché come è noto il primo paese detentore di macchine elettriche è certamente
naturalmente la Cina. Mi permetto di citare un esempio velocissimo, ma che credo possa dare l'idea di quello che potrà accadere in termini disruptive proprio nei prossimi anni. Oggi è stata inventata la più grande azienda di batterie del mondo, che è cinese, che ha all'incirca il 50-60% del mercato globale, una nuova modalità di ricarica delle batterie per le auto. Oggi quello che è lo standard è arrivare ad una colonnina collegata alla rete, attraccare una presa e ricaricarla con i tempi di ricarica più o meno veloci e con l'autonomia più o meno necessaria. Hanno inventato un nuovo sistema per il quale si va in una sorta di stazione di servizio, si estrae la batteria scarica e si mette a disposizione la batteria che è all'interno della stazione di servizio. Quindi non c'è più bisogno di colonnine di ricarica e ci sono 100 secondi, come dire, per fare la sostituzione della batteria tra quella carica e quella che si è scaricata. 100 secondi, che è il claim pubblicitario che la CATL sta portando avanti. Ora, questo significa che naturalmente tutti quei temi legati ai tempi di ricarica, all'infrastrutturazione delle colonnine, probabilmente nei prossimi anni, se questo, come io temo, diventerà, come credo diventerà, diciamo, uno standard, avrà delle implicazioni industriali gigantesche in termini di trasporto privato, quindi attraverso le auto che i cittadini usano anche a livello globale. Se sommiamo a questo anche il miglioramento dell'autonomia, probabilmente questa tecnologia rischia di diventare uno standard e tutti coloro i quali non si adeguano al passo della tecnologia rischiano di fare battaglie di retroguardia che probabilmente poi negli anni produrranno dei disastri veri e propri. Quindi è chiaro che bisogna adottare politiche in Europa che tengano conto dell'attuale situazione del sistema industriale per tutelare l'occupazione, ma noi dobbiamo approfittare del fatto che le nuove tecnologie esistono, sono ineludibili, dobbiamo cavalcarle per diventare protagonisti di questo processo, non fare battaglie di retroguardia. E tra queste naturalmente c'è la produzione di energia da fonti rinnovabili, che naturalmente è l'elemento che può migliorare poi l'autonomia strategica europea rispetto alla dipendenza strutturale che abbiamo sempre avuto per il petrolio e per il gas dal resto del mondo. Questo si fa in poco tempo? No, ci vorranno dei tempi e bisogna valutarli tecnicamente, ma deve essere un patrimonio condiviso dell'Unione Europea e dei singoli Stati quello che bisogna andare in una certa direzione, perché grazie a questa direzione, oltre diciamo, al vantaggio in termini economici della generazione elettrica da fonti rinnovabili, oltre diciamo, a migliorare l'autonomia strategica del continente, certamente daremo un contributo straordinariamente importante anche alla lotta al cambiamento climatico. Ferrazzi. Per continuare nell'esempio dell'automotive, è noto a tutti che ormai c'è un'azienda a livello appunto planetario che ha superato addirittura la Tesla, mi riferisco alla BYD, un'azienda che è nata 20 anni fa in Cina. E ricordo che Musk in alcune interviste 15 anni fa li prendeva in giro, rideva sulla possibilità di crescita di un'azienda di quel tipo, che era nata con 20 dipendenti, che dopo 20 anni si trova con 900.000 dipendenti ed è il primo produttore di macchine elettriche ibride a livello mondiale, un'azienda che ha sta costruendo all'interno dell'Unione Europea dei grandi stabilimenti per la produzione, un'azienda che è totalmente autonoma dal punto di vista della distribuzione, del trasporto, ancora prima dei propri veicoli, perché si è costruita delle navi di 300 metri, ognuna delle quali porta 9.000 automobili in tutto il pianeta. All'interno di una politica del governo cinese, che è una politica di lungo periodo, iniziata moltissimi anni fa, una politica di transizione complessiva, anche energetica ma non solo, e che non ha mai cambiato orientamento, non ha mai avuto tentennamenti e dunque gli imprenditori in quel paese hanno avuto la certezza di scelte politiche di lungo respiro sulla base delle quali hanno costruito la propria pianificazione. BYD è un'azienda che ha più di 100.000 ingegneri che fanno ricerca e sviluppo su 900.000 dipendenti complessivi, è un'azienda che investe il 7% del proprio fatturato ogni anno in ricerca e sviluppo ed è un'azienda che sta entrando nei nostri territori, questo è il dato, cioè vede esattamente che lo dicevamo anche nel convegno questa mattina alla Camera, così come il cambiamento climatico è entrato nei nostri territori, se non ci svegliamo come sistema paese, come sistema europeo, sistema industriale, in questo momento sto dicendo, ma anche sistema legislativo, culturale e sociale in genere, non è che il mondo ci aspetta, il mondo va avanti. Ci sono fondamentalmente due modi di affrontare le grandi transizioni in corso, che sono i grandi mainstreaming con i quali tu devi per forza fare i conti.
O li subisci e allora arretri, allora impoverisci i tuoi cittadini, oppure cerchi di guidarli se è possibile. Cioè devi anticipare i tempi e se non l'hai fatto per tempo devi recuperare il tempo perduto. Quindi quando noi parliamo di transizione ecologica parliamo di una politica industriale, parliamo di scelte strategiche per il benessere anche economico dei nostri cittadini. Parliamo di creazione di nuovi milioni di posti di lavoro, di qualità della vita, di competitività a livello internazionale, di questo parliamo. Non parliamo solamente, cosa peraltro assolutamente importantissima, della tutela dell'ambiente, non mi pare il caso adesso di approfondire quanto sia essenziale una linea di questo tipo, ma parliamo anche della tutela delle nostre economie, delle nostre tasche, dei nostri imprenditori, delle nostre famiglie. E questa è la transizione energetica e la transizione ecologica in corso. Allora Argirò, lei parlava prima, diceva prima non bisogna fare battaglie di retroguardia, ma quindi allora il grande ostacolo alla fine è un ostacolo culturale, è un ostacolo ideologico o è un ostacolo anche strutturale a livello economico? Ma forse un po' tutti e tre, nel senso che in qualche modo diciamo esiste un problema culturale nel nostro paese per il quale ogni volta che si deve realizzare un impianto di qualsiasi tipo, che si tratti di fare un impianto, un biodigestore per chiudere il ciclo dei rifiuti, piuttosto che infrastrutture necessarie di altro tipo, comprese quindi anche l'impiantistica energetica rinnovabile, in qualche modo i territori ormai hanno l'attitudine a reagire in maniera sempre fortemente negativa. Questo dipende naturalmente dal fatto che probabilmente bisogna lavorare certamente di più sulla partecipazione, però bisogna anche fare attenzione a non farsi condizionare da una piccolissima minoranza che spesso tende a condizionare magari il dibattito pubblico rispetto a delle scelte che invece sono strategiche, sono nell'interesse del paese, oltre che di tutta la collettività. Poi esiste un problema annoso dell'Italia, un problema annoso del nostro paese che riguarda il sistema burocratico, lo definirei così, nel senso che qualsiasi iniziativa uno deve assumere, come dire, nel nostro paese che riguardi la ristrutturazione di casa propria o che riguardi la realizzazione di un grande parco eolico, naturalmente si scontra con un quadro normativo, regolatorio, di piccole attività amministrative, di efficienza della pubblica amministrazione che oggettivamente, nonostante la buona volontà però delle singole persone, però non è all'altezza di quelle che sono le esigenze e le aspettative, soprattutto i rischi che dobbiamo mitigare, su cui dobbiamo intervenire. Lo shock energetico del gas russo ha dimostrato che siamo un paese estremamente fragile dal punto di vista energetico ed esposto, come dire, a rischi geopolitici, in un mondo che si va fratturando, in un contesto nel quale si sta incendiando parte del Medio Oriente e speriamo che non contagi anche il resto del Mediterraneo. Noi non possiamo immaginare di non lavorare in maniera molto incisiva e con i tempi adeguati per rimodulare il mix energetico del paese e ridurre questa grave esposizione che lo shock energetico del gas russo ha dimostrato, con un impatto economico per le famiglie che è drammatico, perché non è solo l'impatto diretto dell'aumento delle bollette che sono pesate sulle famiglie e sulle imprese, ma è stato l'impatto dell'inflazione, che come si sa è una tassa sui poveri che determina delle situazioni di grandissimo disagio soprattutto sulla fascia bassa della popolazione, e ha impattato pesantemente sui tassi di interesse con i mutui e i finanziamenti per le famiglie che sono andate alle stelle, che per quanto riguarda per esempio, solo per fare un esempio sui mutui variabili, nel nostro paese ha riguardato 1,2 milioni di famiglie con un aumento soltanto nell'anno tra il 22 e il 23 di 3.200-3.300 euro in un anno solo per l'aumento dei tassi di interesse determinato dallo shock energetico. Quindi quando parliamo di costi o di investimenti dobbiamo tenere conto di tutti i costi, gli investimenti diretti o indiretti e i rischi diretti e indiretti che ci sono rispetto all'approvvigionamento energetico. Quindi dobbiamo usare la tecnologia perché tanto è ineludibile e in qualche modo si imporrà sui mercati, e allora quando dico che non dobbiamo fare battaglie di retroguardia dobbiamo capire che siamo per la prima volta come paese nella condizione di essere detentori di materia prima energetica, cioè il sole, il vento e l'acqua. Abbiamo la possibilità di migliorare l'autonomia energetica, abbiamo la possibilità di migliorare anche i costi di approvvigionamento energetico e contemporaneamente diamo un contributo rilevantissimo anche alla lotta al cambiamento climatico. Rallentare questo processo credo, visto che la diagnosi è condivisa,
improvvisa non sarebbe spiegabile soprattutto alle nuove generazioni. Ferrazzi, è anche in questo senso che nella Laudato Si Papa Francesco non parlava di transizione ecologica ma di conversione ecologica? Sì, conversione significa investire non solamente nella necessaria, transizione dal punto di vista legislativo e industriale, necessaria, ribadiamo naturalmente, ma Francesco invitava a fare un passo più in profondità, cioè a cambiare il nostro sguardo nei confronti della natura e del mondo. Conversione vuol dire metanoia, cambiare appunto lo sguardo, uno sguardo trasparente, intelligente, capace di cogliere veramente quello che sta avvenendo, e questo sguardo non ci può che far vedere che noi siamo un tutt'uno con la natura, con il creato. Tanto è vero che appunto Francesco ribadiva spesso: se non amiamo la natura per amore della natura, almeno facciamo per i nostri interessi. Cioè c'è una perfetta collimanza, una totale sovrapposizione tra gli afflati valoriali di tutela della natura, del creato, del mondo, del cosmo, come vogliamo chiamarlo, e gli interessi nostri, gli interessi umani, perché siamo legati, siamo parte del stesso ecosistema. Questo è il concetto di ecologia integrale. Un'ecologia integrale che poi ha bisogno di scelte assolutamente concrete. E questa mattina ci siamo alzati con l'ennesima triste notizia, cioè di un conflitto nel Medio Oriente che si sta espandendo sempre di più. Ora, quali saranno le conseguenze di questo conflitto, per esempio, sull'energia anche per il nostro paese? Noi ci stiamo sempre di più legando, per esempio, nell'approvvigionamento del gas non solo negli Stati Uniti, ma ad esempio l'Algeria, per esempio la Libia, e sono tutti paesi che sono fragili dal punto di vista istituzionale, che dipendono molto da quello che avviene in tutto l'ambito macro-regionale. Ricordo l'Algeria, per esempio, è stato il primo governo che si è felicitato con Hamas quando nell'ottobre di 2 anni fa Hamas ha fatto fuori circa 2000 israeliani. Allora, noi non dobbiamo cadere dalla padella alla brace, cioè dalla padella del gas russo alla brace dei conflitti, dei macro conflitti regionali del bacino del Mediterraneo. Dobbiamo lavorare nella logica della indipendenza energetica. E quello che diceva adesso il dottor Argirò, l'Italia, il nostro continente, può giocare sull'indipendenza energetica per avere libertà democratiche, per non dipendere da paesi magari dittatoriali totalitari, e per difendere anche le nostre famiglie e difendere le nostre imprese. Su questo è evidente che la produzione di energia green è il punto fondamentale. È un po' il tema fondante anche che abbiamo spesso affrontato e che affronteremo sempre un po' in Ecovisione. A proposito di Ecovisioni, allora, quando ha presentato il suo libro Le parole della sostenibilità, Andrea Ferrazzi, edito da Marietti 1820, raccontammo anche della nascita proprio all'interno della storica casa editrice di questa collana diretta proprio da Andrea Ferrazzi che si chiama Ecovisioni, insomma, che ha lo stesso nome della nostra trasmissione. Allora, c'è il primo libro che viene edito proprio con questa nuova collana Ecovisione, lo vediamo in sovraimpressione, eccolo qui, che si chiama Energy Shock ed è scritto proprio da Giuseppe Argirò. Allora, Argirò, cosa racconta questo libro? Non sentiamo l'audio però. Diciamo, lo dico, mi sono cimentato con questa sfida e ringrazio la casa editrice, ringrazio naturalmente Andrea Ferrazzi per avermi stimolato questa riflessione, che è stata un'occasione innanzitutto per me. Il contenuto naturalmente è su che cos'è uno shock energetico, su cosa è stato lo shock energetico del gas russo e quali sono gli effetti che produce all'interno di un contesto che è dato, che è il sistema energetico italiano, europeo e globale, e come questo impatta all'interno di questi sistemi. Sulla base di questo impatto naturalmente si traggono delle riflessioni su come si può migliorare la condizione attuale per cercare di evitare che questi shock, che purtroppo si ripetono storicamente,
possano intervenire mettendo in una condizione molto grave sotto il profilo della competitività del sistema industriale e grave dal punto di vista anche dell'impatto sociale che questa situazione ha. Ricordo che anche nel nostro paese la povertà energetica è diventata una piaga che riguarda ormai centinaia di migliaia di persone, quindi credo che possa essere, diciamo, un piccolo mio contributo, una piccola mia testimonianza dall'interno come operatore per dire quale può essere una diciamo, strada per migliorare diciamo, la condizione del paese, cercando di limitare quelle fragilità a cui siamo pesantemente esposti. Ferrazzi, insomma, inizia l'avventura della collana Ecovisioni e questo è già un primo passo, un libro molto interessante. È un libro di estrema attualità, peraltro, e soprattutto non solamente urgente ma importante, perché parla del nostro futuro, parla delle nostre tasche, parla del futuro del nostro piano strategico, anche industriale, perché l'energia è la base di ogni produzione industriale, e parla anche della sostenibilità nelle nostre famiglie, perché il costo del gas e il costo dell'energia elettrica dipende appunto dal modo in cui produciamo la nostra energia. È un libro peraltro che non è ancora disponibile nelle librerie, quindi i nostri ascoltatori avranno la possibilità di trovarlo e quindi di acquistarlo e quindi di diffonderlo a partire dalle prossime settimane, ma comunicheremo nel momento opportuno. Allora, facciamo rivedere la copertina, quindi fra qualche settimana, ma vi avvertiremo, in edicola Energy Shock. Io ringrazio allora Giuseppe Argirò per essere stato con noi, come sempre molto preciso e molto chiaro. Grazie e buon lavoro ovviamente come vicepresidente di Elettricità Futura. Grazie a voi. E ovviamente prima di salutarci, Ferrazzi, la consueta anticipazione della prossima settimana. Parleremo di banche e di finanza all'interno di questa transizione. Sarà ospite con noi Corrado Passera, che è fondatore e amministratore delegato di una banca di limiti e che ha avuto diciamo di ruoli di primo piano a livello industriale, bancario e anche di governo nel nostro paese e non solo nel nostro paese. Ospite di primissimo livello, allora anche la prossima settimana. Grazie a Ferrazzi, grazie ad Argirò. Grazie a voi, arrivederci, a presto. Grazie, io invece vi lascio come sempre al meteo, poi come sempre l'appuntamento con Musica poi Borgo Italia e poi il film Le donne e il desiderio. Vi ricordo questa sera 20:30 il concerto dei cori alpini dal Duomo di Conegliano, primo grande evento della Triveneta degli Alpini. Domani pomeriggio, un intero pomeriggio in diretta per raccontare il sabato alpino, prima poi della grande diretta di domenica, ma ve lo racconteremo anche nei nostri telegiornali. Arrivederci.